Ciao, buongiorno. Allora, sto pedalando da circa un quarto d'ora, sono partito da Udine e oggi faccio un giro lungo. Il giro di oggi è un po' un test, voglio vedere intanto se ho questi chilometri nelle gambe e poi comunque sarà un giretto attraverso delle ciclovie, delle zone dove magari sono anche già passato ma che non avevo mai concatenato. Il nemico di oggi, i nemici di oggi sono due: uno per appunto le gambe, vediamo se ce la faccio a chiudere il giro; due purtroppo è il meteo. La mattina dovrebbe restare così, un po' nuvoloso, di qua verso il mare sereno, verso la montagna invece un po' più nuvoloso. Poi durante la giornata e soprattutto nel pomeriggio ci saranno dei temporali. Io punto ad arrivare a Gorizia verso mezzogiorno, massimo una, e poi lì vediamo un po' come sto, vediamo com'è il tempo e attraverso l'FVG3 tornerò verso Udine. Se ci dovessero essere problemi di meteo o di gambe posso sempre prendere il treno, c'è la linea ferroviaria, per cui insomma sono coperto per il rientro. Eventualmente ho il Keyway, ma spero proprio di non utilizzarlo. Adesso continuo a pedalare verso Cividale, ma soprattutto verso San Pietro al Natisone, dove farò la prima sosta. Allora, prima sosta fatta, sono a 25 km, circa un'oretta. A San Pietro al Natisone per me è quasi un obbligo, c'è il punto tappa fisso, che è il Paradiso dei Golosi, seconda colazione dai. E adesso proseguo, sempre seguendo l'itinerario Bimo Bis. Ora è uscito un po' di sole, finalmente, era da Cividale praticamente, ho fatto tutto il pezzo fino a San Pietro, si era riannuvolato un po'. Mi sa che la giornata sarà così e speriamo veramente che mantenga almeno fino al ripranzo, o meglio fino a quando sarò a Gorizia. Allora, ho abbandonato la statale e dopo l'abitato di Robic, praticamente proprio dove c'è il casino, inizia una strada, al momento è sterrata, è ben battuta, probabilmente l'hanno rifatta da poco e ci sono dei picchetti a destra e a sinistra. Di solito quando è così fanno qualcosa, nel senso o la asfalteranno oppure faranno delle sistemazioni, ma diciamo che è un po' in fase di cantiere, ma si passa benissimo, un po' scassata. Rispetto a quando ero a San Pietro si è un po' aperto, è un po' grigio, e qui in realtà no, è peccato, perché ci sarebbe il Monte Nero e il Monte Rosso, che sarebbe veramente una bellissima vista verso appunto il Kern e il Batognica.
Quello che ho appena passato è il ponte di Napoleone sul fiume Isonzo, probabilmente uno dei punti più belli e caratteristici di Caporetto. Ora proseguo verso Tolmino, diciamo se fino adesso ho pedalato verso est, adesso giro e inizio ad andare verso sud circa. Prima Tolmino, poi Most, Nasoci, Canal e infine Gorizia. Sono arrivato a Mos Nasoci, che è Santa Lucia di Isonzo, e il tempo sta un po' peggiorando, adesso inizia a piovere. Ha già un po' piovigginato da Tolmino fino a qui e adesso si è un po' chiuso. Ora, qui quando ero con Davide, che sono andato a Bled, siamo scesi di qua e poi siamo andati dentro in quella valle. Io sono arrivato da là invece e quest'oggi, cioè adesso, prenderò la strada qui dietro alle mie spalle, adesso sarà un po' in salita e poi praticamente arriverò fino a Canal, dove inizia il pezzo di ciclovia di Isonzo, dell'Isonzo, che mi porterà a Gorizia. Qui ho fatto un pezzettino di ciclabile, praticamente Tolmino, Mos Nasoci, c'è un pezzettino di ciclabile molto bella perché si costeggia l'Isonzo, che anche qui c'è una diga, quindi si forma una specie di lago lungo il corso, lungo il letto del fiume. E poi sempre il solito colore dell'Isonzo spettacolare. Peccato che non c'è tanto sole, perché col sole è ancora più intenso, però già così veramente un colore bellissimo. Ora riparto, che tra l'altro adesso tra poco, tra un 5 km, ho quel pezzo tutto dissestato che bisogna scendere e risalire. E ecco, quello non vorrei assolutamente farlo nel mentre di uno scroscio di pioggia, quindi adesso vado e poi magari adesso cercherei di andare giù forte fino a Gorizia, mi andrà un'oretta penso, in modo da evitare temporali lungo questo tratto, che poi a Gorizia mal che vada prendo il treno. Le gambe per ora abbastanza bene, qui ho avuto un crampetto, che c'è uno strappetto in salita, però per il momento sono a 70 km, viaggio ancora bene. Alle 12:40 è arrivata la pioggia, per fortuna cioè un po' più di prima, che proprio erano 4 gocce, però sì, è sempre abbastanza pioggia leggerina. Mi sono fermato un attimo a un paesino, Avce, credo si dica, piccolo paesino dove sono rimasto sotto una piccola tettoia, ho mangiato un paninetto veloce e adesso ho ripreso. E guardando il radar di Windy, paura che resterà così, quindi magari piove un po', dopo molla, poi torna. Si vedono un po' di nuvole qua nella valle, adesso dietro di me, probabilmente verso Tolmino è un po' peggio, per fortuna che sono già passato. E vabbè, è andata così, vediamo come sarà a Gorizia.
rientrato in Italia, adesso sto percorrendo un tratto di ciclabile nuovo che lo scorso autunno, quando siamo andati a Bled, era chiuso e fa parte della riqualificazione che hanno fatto lungo il confine da Piazza Transalpina fino appunto al confine di Salcano per Gorizia 2020, capitale 2025, capitale della cultura europea. Questa è la stazione di Nova Gorica con la linea Transalpina, quella che va su fino a Jesenice, e qui hanno hanno rifatto tutto, molto bello. Qui c'è un super parcheggio bici e là c'è la stazione, quella storica, che forse, è ancora in funzione. E Piazza Transalpina, se hai già visto l'altro video, sai già, o comunque insomma, se conosci sai già la particolarità, era tagliata in due dal confine e c'era un piccolo valico a piedi per chi doveva andare a prendere il treno e passare da Gorizia a Nova Gorica. Chiaramente 20 anni fa poi il confine è stato levato e la rete è stata tolta, perché prima c'era il filo spinato, poi insomma dall'89 in poi non c'era più il filo spinato, ma comunque c'era una rete che divideva il confine lì dove ci sono quei signori e quelle ragazze. Sosta a Gorizia fatta molto veloce, un quarto d'ora, ho mangiato una roba, ho bevuto una cochina e sono subito ripartito. Ho appena passato Lucinicco, adesso non so se sono già nel Preval, ma questa è la zona del Preval. Ecco là che vedo Cormons, mi pare, no, forse quella là è la Slovenia, sono i paesini dietro Cormons, dietro la zona della subida. Quindi adesso proseguo, ho cambiato itinerario, praticamente seguirò l'FVG3 che mi appunto porterà prima a Cormons, poi a San Giovanni, al Natisone, infine Butrio e Udine. Allora il tempo continua a fare gli scherzetti, ero appena arrivato a Cormons che c'è stato un altro scroscio di pioggia con anche un po' di grandine, quindi ne ho approfittato per un gelatino tattico. Ho fatto circa 20 km da Gorizia, me ne mancano 23, per ora sono sempre stato molto fortunato perché quando arrivano questi piccoli, che non sono neanche temporali, sono proprio scrosci di pioggia, sono sempre nei pressi di qualche paese o comunque qualche zona dove posso trovare riparo e pertanto non ho ancora preso, sì, a parte ad Avce che ho preso un pochino di pioggia, ma per il resto sempre rimasto asciutto. Allora, alla soglia dei 150 km sono quasi arrivato, me ne mancano un paio, e per cui ho concluso il giro senza prendere il treno e soprattutto senza prendere pioggia, che devo dire, per come si erano messe le cose ad un certo punto, ha quasi del miracoloso. Il giro mi è piaciuto un sacco, ha rispettato le aspettative, molto bello in tutte le sue parti, sia nella sua parte diciamo montuosa, quindi verso la Slovenia, ma poi anche da Gorizia per risalire nella zona di Lucinicco, Mossa, quelle parti lì fino a Cormons non ero mai stato, sono zone molto belle anche quelle,
E poi chiaramente l'ultimo tratto, quello diciamo da San Giovanni al Natisone, Butrio, diciamo ecco, il Cormons San Giovanni al Natisone non è un granché, dopo nella zona di Butrio è di nuovo bello, e qui alle porte di Udine torna a essere carino. Queste sono le zone che solitamente giro quando faccio i giri più corti, i giri serali. Come chilometri quindi siamo sui 150 e come dislivello 1400 metri, fatto soprattutto nella prima parte, e non costante, cioè nel senso non è che ci sia stata una salita e poi una discesa, ma è un continuo saliscendi dovuto un po' alla strada, soprattutto tra Most, Nasoci e Nova Gorica, lì molti saliscendi, e poi dopo anche un po' dopo Gorizia. Sotto in descrizione ti lascio il link a Strava dove trovi le statistiche del giro, ma ti lascio anche un link per scaricare la traccia che ho seguito io, se vuoi rifarla anche tu. E vale il discorso, insomma, quello di prima, si può utilizzare il treno per eventualmente rientrare ed accorciare il giro. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto. Come sempre sotto in descrizione trovi tutti i dettagli e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!